Il programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuele e benvenuti alla nona puntata in stagione di calcio di rigore. Si è giocata appunto questa domenica di campionato che ha visto in Serie D la Savignanese trionfare nel derby con la San Maurese. Per quanto riguarda invece il girone F, sempre di Serie D, duello a distanza in continua tra San Nicolò Notaresco e Recanatese. L'Eccellenza, duello sempre a distanza del Duca Ribelle e Diegaro, invece in promozione si annullano a vicenda con un X nel match più sentito di giornata, Russi e Spartak Bolognese. Invece ne approfitta il Torconca con il 5-0 sul Gambettola. In prima categoria stecca il Sala, pareggio per 3-3 spettacolare con il Riccione e agguantata in classifica dal Verrucchio. E poi per quanto riguarda la promozione marchigiana andremo a vedere il pareggio del Gabice Gradara contro l'Urbino. Prima di iniziare do la buona serata alla nostra Silvia Pedini. Ciao Silvia. Buonasera Daniele, buonasera a tutti i nostri telespettatori e ai nostri ospiti. E poi sapremo che attraverso te ci saranno delle curiosità su Mirko, su Nicolas, che poi ci presenterai anche tu, li metteremo un po' in difficoltà questa sera. Ciao Silvia, innanzitutto, allora andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Alla mia sinistra ritroviamo l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te Giacomo, vicino a Giacomo, prima volta nei nostri studi per l'allenatore del Torconca, complimenti mister, Filippo Vergoni. Buonasera, grazie. Vicino a lui un amico ormai di vecchia data di Bologna, Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. Lo ricordiamo sempre Mirko, direttore di Emilia Romagna Sport, salutiamo anche i nostri amici di Romagna Sport e infine... Lo posso presentare io? E infine, come ultimo, ma non ultimo, l'attaccante del Verrucchio, Nicolas Ronchi. Ciao, buonasera. Chiedili subito di ieri, no? Ma guarda come è felice, Ma sono molto contenta perché ieri è una grande vittoria. Ho visto la foto della squadra nello spogliatoio, come se avessero visto una partita di Champions League, no? La foto, poi ci tengo a precisare, la foto l'ha voluta fare gli allenatori, la società, lo staff e tutto. Ci tenevano molto, era un derby molto sentito. Un derby, non è stata una bella partita, macchiata nel primo tempo da un episodio brutto, da una gomitata, un fallo a palla lontana, diciamo, cose che non si dovrebbero vedere in campo. Dopo noi siamo stati bravi comunque a restare tranquilli, nella ripresa a creare tantissime palle gol e a vincere meritatamente. Tra cui, scusami se ti interrompo, una di queste ad opera di Bobo Gori. Ho visto una foto sulla pagina del Verrucchio. Favoloso, è tornato al gol, ne aveva bisogno anche lui perché dall'anno scorso che non segnava, aveva avuto dei problemi a inizio stagione, è partito dalla panchina, è entrato. È un attaccante che a noi ci serve molto perché comunque fa salire la squadra, fa gol e ieri l'ha dimostrato, è devastante, poi lì è un po' l'idolo di tutti, capito, a Villa quando vengono i ragazzini a vedere le partite. Come spero siano devastanti i tifosi del Verrucchio, adesso diamo il numero perché così arriveranno un sacco di messaggi, no? Sì. Bravo, ricordalo pure. Ricordiamo che è 333 60 94 299, potete mandare SMS, WhatsApp. Proprio scatenatevi. Sì, adesso andiamo a sentire. Ma anche per il Torconca, perché anche il Torconca è una società che a me mi sta molto a cuore. E Mirko cosa vogliamo dire? Mirko è qui solo per te, io te lo dico. Lui adesso può andare via. Digli qualcosa così adesso va via subito, vai. Ti fa piacere che sia qui, sì, dillo. No, Mirko mi ha fatto prima un flash di tutto l'andamento dalla D in giù, complimenti. Vabbè, lui vive solo di quella, e di te. Ma poi parliamo anche del Bellaria, no Giacomo? Se possiamo evitare, magari stasera cerchiamo di evitarlo, dai. Abbiamo parlato mezz'ora solo del Bellare. L'ultima volta sì. Filippo invece questo 5-0 al Gambettola. Ma sembra tutto facile, invece poi non è stato così, nel senso che è stata una partita dura dove nel primo tempo, soprattutto i primi 25 minuti, ci hanno messo sotto. Non creando grosse occasioni, salvo una su un errore nostro in ripartenza, e sul più bello che ci stavamo riprendendo proprio nel primo tempo abbiamo subito un rigore contro. Fortunatamente il nostro portiere
Claidi è il terzo consecutivo che para, quindi ci ha salvato un po' il risultato nel primo tempo. Terzo consecutivo, infatti l'abbiamo ricordato anche nel servizio, l'abbiamo avuto proprio nella scorsa puntata come ospite, è uno dei portieri più interessanti della promozione, complimenti anche a lui. Allora, stanno arrivando un po' di messaggi. Sì, questo mi rifiuto di leggerlo, se vuoi leggerlo te. Alpini, giornalista più bello della Romagna. È Mariotti il giornalista più bello della Romagna. No, non incominciare, i telespettatori hanno sempre ragione. Questo secondo me è per Ronchi, perché riconosco il soprannome Trombino. Sei te, vero? Mi manchi, sei un fratello, il tuo Mirchino, coi cuori. Ma io voglio sapere, ma come vi parlate al giorno dopo? I giorni, so neanche chi è Mirchino. Trombino, Mirchino, Amorino, mi manchi. Anche loro? Nicolas, non ti vedo da una vita, è successo qualcosa? No, ancora tutto ok. Forza Marignanese, grande società, grande vittoria ieri. Sì, ricordiamolo, ieri una grande vittoria della Marignanese che pareggiava 1-1 e poi invece ha vinto, complimenti. Bravi, adesso tra poco infatti è un'altra grossa possibilità mercoledì. Esatto, sì, perché c'è il recupero. Giustissimo, con Sant'Agostino. Mi piacete voi questa sera, bravi, tutti belli, bravi, tutto quanto. Allora io direi, Stefano, se sei d'accordo alla regia, andiamo a vedere con te risultati e classifiche della Serie D girone D, ti do una mano io, se poi hai bisogno di rifiatare non ti preoccupare. Iniziamo con la prima lettura, prego. Allora, Calvina Sport Correggese 1-2, Ciliverghe Mazzano Alfonsine 0-1, Fanfulla Mantova 0-1, Forlì Crema 2-1, vittoria del Forlì che doveva arrivare perché veniva da delle sconfitte. Lentigione Fiorenzuola 0-2, San Maurese Savignanese, come hai detto tu prima Daniele, il derby 0-2, Sasso Marconi Zola Mezzolara 0-2, Sporting Franciacorta Breno 4-2, Viegor Carpaneto Progresso 1-1. Bravissima, e adesso andiamo a vedere la classifica, se vuoi ti aiuto io, dimmi te. No, come vuoi, Mantova al primo posto con 22 punti, il Mantova sta andando forte, anche se c'è il Fiorenzuola dietro con 20, Correggese 17, Mezzolara 16, Lentigione, Breno, Crema 13, Fanfulla 12, Progresso 11, Sporting Franciacorta 10, Forlì Alfonsine 9, Ciliverghe Mazzano 8, Savignanese 6, Sasso Marconi Zola 6, San Maurese 5, Vigor Carpaneto 4, Calvina Sport 3. Ebbene, allora iniziamo ad affrontare un po' questo girone prima di vedere il primo servizio della serata. Giacomo, finalmente la Savignanese che si sblocca neanche a farla apposta proprio nel derby. Si sblocca nella partita forse più importante di questo periodo, nel senso che si è riuscita a sbloccare nel derby, era in una posizione deficitaria di classifica, è riuscita con questi 3 punti a portarsi momentaneamente sopra la San Maurese, quindi una doppia vittoria, visto che parliamo di un derby, i due paesi sono attaccati proprio, quindi bella vittoria. Sì, mi trovi assolutamente d'accordo per quanto riguarda il girone D, e poi Silvia ricordava per l'appunto l'importante vittoria anche del Forlì, finalmente, era ora, no? Sì, anche perché bisogna sottolinearla che è arrivata al successo contro una squadra che è quotata, perché la Crema per tutti gli addetti al lavoro è una bella squadra che lotterà sempre tra le prime posizioni della classifica. Allenata da Alessio Tacchinardi. Quindi non male, sicuramente una gran bella vittoria. Come vorrei sottolineare anche quella dell'Alfonsine, che nelle ultime 3 partite è riuscita a fare 7 punti, quindi si sta portando in una posizione un po' più tranquilla. Bravo, sei molto preparato, devo farti i complimenti, bravo Giacomo. Sei preparato. Prego Silvia. Lanciamo in servizio i gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Giornata numero 8 in Serie D girone D che vede il Mantova continuare a vincere, lo fa in esterna questa volta sul campo del Fanfulla per una rete a 0, ma la sfida più importante si giocava sul campo della San Maurese, dove la Savignanese in esterna si impone per 2 reti a 0 centrando la prima vittoria in stagione. Colla al 52esimo di testa in fila retroguardia di casa, il raddoppio arriva per opera di Manuzzi. Vince a domicilio anche il Forlì, 2 reti a 1 sul Crema, Gomez all'8° e Jackson al 24esimo rendono vana la rete ospite arrivata nella ripresa per opera di De Angeli.
tatuaggi che sono arrivati, questo lo possiamo anche leggere per Nicolas. Quando non si possono leggere, sì, dai, questo lo possiamo leggere. vai. Allora, ho una domanda per Nicolas. Vorrei sapere il significato del tatuaggio dell'omino stilizzato sull'avambraccio. È dovuto a un momento della tua carriera, il tuo più grande fan? Benve da Savignano. Che lo Ti sa- amano, ti amano. No, perché- allora, a parte che lo sa già Benve, no? Peter Gliel'hai Pan. suggerito a te, gliel'hai Il Peter, ma ti suggerita. pare? Il Peter Pan intende o l'omino qua? L'omino qua è una cosa inerente a quella famosa stagione a Bachia e questo qua è un Peter Pan, una cosa Per mia non parlare degli altri, no? personale, Di cui uno mi quindi- ero rifiutata, gli ho detto che se lo faceva non ero più Però sua non amica, possiamo però non mi ha scendere ascoltato. nei dettagli di questo tatuaggio qui. Qui posso dire il Peter Pan e quello sentirsi sempre giovani, diciamo. Nicolas, la facciamo felice a lei, gli leggiamo un messaggio. Scusa, voglio salutare i benvenuti Vai, perché vai. ieri mi ascoltavano a Eleven Sport, perché Daniele fa le dirette per i rimi di Eleven Sport e dietro c'è il sottofondo mio, no? E benvenuti, mi ha ringraziato perché ha detto che ha sentito Migliore in tutto quello campo, che ho ha detto. detto Man e of the match. gli ho animato la partita. Chiedo scusi alla messa, non Beh. fatemi partire una denuncia Beh, perché scusate ma le partite le sento particolarmente. No, non l'avrei detto Non ieri. ci posso fare niente. Silvia, la più bella e la più brava, forza Marignanese. Grazie. Brava, brava, brava. Bene, allora io direi andiamo a vedere il prossimo turno molto velocemente, così poi ci spostiamo nel girone F, facciamo dire qualche cosa in più al nostro amico Mirko e poi affrontiamo. Allora, tutte- leggiamo il prossimo turno sempre della Serie D Girone D. Vai. Alfonsini, Vigor Carpaneto, Breno, Calvina Sport, Cidiverghe, Massano, San Maurese, Correggese, Forlì, questa non è male. Brava. Crema Mantova, anche questa vorrei andarla a vedere, Fiorenzuola Fanfulla, Mezzolara Sport in Franciacorta, Progresso Sasso Marconi Zona, Savignanese Lentigione. Ottimo, allora io direi adesso di spostarci nel girone F di Serie D perché andiamo a vedere un po' di risultati che sono arrivati nella giornata di ieri, tra i quali uno positivo per quanto riguarda il Cattolica giunto in esterna. Prego Silvia. Lo diciamo già Sì. che il Cattolica Vai. ieri ha pareggiato con la Sanchez Giustese, Cattolica 2-2 che è stata un po' un punto come se fosse una vittoria, no? Adesso Sì. Cattolica se non mi sbaglio è penultimo, vabbè. Allora, Terme Fiuggi Real Giulianova 6-0, Avezzano Vastese 1-1, Chieti Recanatese 1-2, Città di Campobasso Montegiorgio 0-1, Jesina Matelica 1-3, Notaresco Porto Sant'Elpidio 3-2, Santa Giustese Cattolica 2-2, Tolentino Pineto 1-2, Vastogiardi Agnonese 1-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Prego. A pari merito Notaresco e Recanatese con 21 punti, Pineto Montegiorgio 14, Vastogiardi Porto Sant'Erminio 13, Matelica Agnonese 12, Vastese 11, Chieti 10, Santa Giustese Real Giulianova 9, Terme Fiuggi, so che si dice, bisognerebbe dire Alter. Va bene, non ti preoccupare, va bene, va bene. Città di Campobasso 8, Avezzano 8, Tolentino 7, Cattolica 3, Jesina 2. Infatti il Cattolica Perfetto, ha 3 bravissimo. punti. Guarda, ti faccio leggere questo messaggio perché neanche a farla apposta. Tu hai nominato il Cattolica e ci ha scritto subito uno spettatore. Prego. Ciao a tutto lo staff di Calcio di Rigore. Da lontano è difficile giudicare, però vedo un Cattolica che non molla e che ci mette impegno e carattere nonostante manchi ancora la prima vittoria. Bello questo messaggio. Cosa mi dite? Partiamo da Mirko, da uno neutrale. Ma guarda, il Cattolica ricordiamo che è partito tardi perché c'è stata questa unione col San Marino, la squadra è stata allestita all'ultimo momento, quindi ha bisogno un attimo di assemblarsi. Purtroppo le altre società diciamo che sono partite un po' meglio, il Cattolica si sta iniziando comunque a riprendere, qualche punto lo sta portando a casa, insomma il punto di ieri è molto importante. Il problema è che la classifica purtroppo è ancora difficoltosa, anche perché purtroppo le altre iniziano anche a scappare. È un campionato molto difficile, un girone molto difficile, il Cattolica ce la può fare, però ovviamente se manca la vittoria si fa fatica, quindi sarà un campionato lungo e difficile comunque. Mister, Non è facile è giudicare. duro da allenare, non Ma deve essere arrivata ancora la prima vittoria. Sicuramente, però come diceva prima, se parti in ritardo poi è difficile, insomma. Recuperare tempo a settembre o da metà agosto diventa difficile, soprattutto con i giocatori, con la preparazione, la conoscenza con l'allenatore, il modo di giocare, quindi diamogli ancora tempo, dai. Poi dobbiamo sottolineare che parliamo di un mister
all'esordio, quindi Sì, un anche ex lui si deve giocatore adattare al nuovo ruolo, ma a mio avviso, come ho detto già settimana scorsa, il gioco c'è, ci sono alcuni piccoli errori ancora da risolvere, però quel punto che è stato ottenuto ieri per me è molto molto importante. Mi trovo assolutamente d'accordo. Allora vogliamo andare a vedere questo servizio? Andiamo a vedere il servizio del Cattolica, la sintesi di Santa Giustese Cattolica. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Alla San Giustese non riesce il bis, la squadra di casa sciupa la vittoria contro il Cattolica, 2 volte in vantaggio e un rigore sbagliato. L'inizio sembra favorevole alla San Giustese che si procura un penalty per l'atterramento in area di rigore ad opera di Sov su Romano. Dagli 11 metri Mengoni dal dischetto si lascia neutralizzare da Benedettini. Vantaggio rimandato di pochi minuti, il traversone in direzione di Romano viene sfruttato da quest'ultimo di testa perfettamente per l'1-0 della San Giustese. Il Cattolica gioca in scioltezza e già dopo soli 60 secondi troverebbe l'occasione per il pareggio, ma Fabbri in questo caso calcia alto. Cattolica che ci riprova al 29esimo con Battistini dalla distanza, sfera al lato, ma il pareggio arriva in chiusura di tempo, il traversone di Berlunghi per lo smarcato Fabbri questa volta risulta vincente. Il pari a questo punto è cosa fatta. Nella ripresa il gioco latita, un episodio sblocca la situazione, Patrizzi da calcio d'angolo sale in cielo mettendo il pallone di testa laddove Benedettini non può arrivare per il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Il Cattolica però trova il nuovo pareggio, il 2-2 firmato da So con leggera complicità della difesa di casa. Con questa rete il difensore si lascia perdonare l'errore iniziale causato, favorendo per l'appunto il penalty alla formazione di casa. 2-2 il finale, segnali di risveglio da parte del Cattolica. Per l'appunto incrociamo le dita, qui ci chiedono praticamente se è il caso di cambiare il portiere del Castrocaro, vista anche la sconfitta di ieri rimediata contro la FIA per 1-4. Mirko, qui c'è... Castrocaro purtroppo è una situazione un po' difficoltosa in questa stagione, quindi stanno cercando un pochino di assemblare la rosa, lo stanno facendo con i giovani del posto, hanno integrato qualche svincolato, tra cui è arrivato qualche settimane fa anche Alberto Malo, ex Mezzolara, ex Massa Lombarda, che è un ottimo giocatore, però ovviamente fanno con quello che possono, quindi hanno un po' di difficoltà e purtroppo quando si hanno delle difficoltà costruire una squadra non è facile. Mi trovo assolutamente d'accordo. Nico, cosa mi dici di questo Castrocaro? No, il Castrocaro io so che sono rientrati 3 o 4 giocatori, tra cui Monti e Nea, che erano lì qualche anno fa, l'allenatore Capanni, ma sono un po' con l'acqua alla gola, diciamo. Quando prendi 3-4 gol a partita, di certo la colpa... C'è da dire che ieri hanno giocato anche con una buona squadra, no? Beh, la Fioriccione, però tanta roba. Le responsabilità sono di tutti, non si possono dare solamente al singolo, al portiere. Assolutamente, mi trovi d'accordo. Allora andiamo a vedere il prossimo turno, così dopo ci concentriamo sulle eccellenze e facciamo... Vai Dani, vai te, il prossimo turno di Serie D, girone F. Allora, Porto Sant'Elpidio Jesina, Matelica Vasto Girardi, Monte Giorgio San Giustese, Olimpia Agnonese, Città di Campobasso, Pineto Avezzano, Real Giulianova Chieti, Derby Abruzzese, Recanatese Tolentino, Cattolica, Atletico Terme Fiuggi, quindi prossimo impegno al Calbi per la formazione giallorossa di Castione, Bastese San Nicolò Notarisco, altra bella sfida. Ebbene, allora io direi di passare all'eccellenza. Sì. Qualche particolarità in più che ci porta Mirko anche dal Bolognese, visto che stasera non abbiamo servizi inerenti a questa categoria, lasciamo parlare proprio il nostro Mirko. Prego, risultati di classifica. Argentana classe 3-1, Castrocaro Fioriccione 1-4, Del Duca Ribelle Castenaso Calcio 2-0, Masi Voghiera Football Cavaronco 3-0, Medicina Diegaro 1-2, Sant'Agostino Granamica 0-0, Sampa Imola Corticella 1-2, Tropical Coriano Copparese 1-1, Vadese Zola Marignanese 1-2.
Ebbene, andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno e poi arrivano un po' di messaggi che leggiamo. Prego. Al primo posto c'è il Diegaro con 20 punti, Del Duca Ribelle 19, Corticella 17, Fiariccione 14, Medicina 13, Castenaso Calcio e Marignanese, Sampa Imola 12, Masi Voghera, Vadese Zola 11, Tropical Coriano Argentana 10, Granamica 9, Classe 6, Sant'Agostino 6, Copparese 5, Football Cavaronco 4 e Castrocaro 3. Castrocaro è l'ultimo punto con 3 punti. Già. Allora, Mirko, dici qualcosa in più per quanto riguarda questo girone. Un Corticella che sta facendo una squadra importante insieme al Medicina, sicuramente sono lì in alto alla gradatoria e poi via via troviamo le formazioni anche riminese che ce ne parlerà poi Giacomo. A te la parola. Ma guarda, intanto è una classifica che si sta allungando. Si stanno un po' definendo un po' le squadre che per adesso stanno dimostrando di meritare qualcosa in più. Sono convinto che arriverà anche la Marignanese, adesso visto anche il recupero, in caso di vittoria dovrebbe andare al quarto posto. Una Marignanese che ricordiamo ha avuto tanti infortuni all'inizio stagione, adesso li sta un po' recuperando e sta anche recuperando anche classifiche, punti e risultati. C'è da dire, adesso parlando delle bolognesi, il Diegaro vabbè non è una sorpresa lì davanti, forse un po' di più la del Duca, anche se è sicuramente una squadra ben costruita, ben assemblata. Il Corticella è una squadra che zitta, quatta, punta a arrivare nelle zone alte della classifica, non credo al salto di categoria, ma però vuol far bene. Sono arrivati dei giocatori importanti, non ultimo l'ex primavera del Bologna Mantovani, che tra l'altro ieri è anche andato in gol. E nella vittoria importante a Sant'Agata sul Santerno contro un Sampa Imola che devo dire che è partito molto bene inizio stagione. Medicina è partito bene, può fare un buon campionato, non credo che possa andare oltre, diciamo, la parte sinistra della classifica. Poi ricordiamo che poi i campionati sono strani, poi a dicembre possono cambiare tante cose. E del resto devo dire che adesso, per quanto riguarda Bologna, per adesso il bilancio è positivo, perché comunque adesso, a parte che la Vadese Zola abbia perso e lo stesso Granamica comunque ha fatto un buon pareggio a Sant'Agostino, sono due squadre che comunque hanno le potenzialità per salvarsi. L'unica cosa che in fondo mi sembra di capire che insomma si iniziano già un po' a staccare, a parte il discorso Castrocaro e anche il Classe quest'anno, anche perché sono andati via tanti giocatori nella passata stagione, inizia ad avere qualche difficoltà e mi auguro che non capiti che quest'anno c'è il grosso rischio che non ci siano i play-out, sul mio punto di vista. Spero che non accada, però insomma mi sembra che sarà un campionato che si sta già spezzando un po' verso l'alto, un po' verso il basso. Sì, è vero quello che dici. Giacomo, per quanto riguarda questo successo esterno della Fiariccione, che era stato criticato, Docente non segnava, poi si è sbloccato, già domenica scorsa è andato in gol, eccetera, la Marignanese che torna a salire alla china, deve recuperare una partita, lo ricordiamo, un pochino più staccato c'è forse il Tropical Coriano. Sì, è un classico di Docente, non parte mai a 1000, però quando inizia a segnare lo fa con regolarità e anche ieri ha fatto la sua bella figura. Per quello che riguarda c'è una curiosità, nella giornata di ieri si affrontavano le prime 6 della classe e ci sono state le prime 3 che hanno vinto e quindi si è creato quello che ha detto Mirko, un po' il distacco delle prime 3 che la Marignanese può colmare in parte se mercoledì riuscisse a far suo il recupero con Sant'Agostino. A mio avviso il Tropical Coriano è nella classifica che sperata, nel senso che probabilmente si punta a una salvezza tranquilla. Il pareggio di ieri, anche se è arrivato all'ultimo, è ben accettato, anche perché mette sempre il distacco con quelle sotto e quindi a mio avviso è un buon punto per la classifica della squadra. Sì, allora inizio un po' a dividere i messaggi per quanto riguarda la categoria. Sia per il mister che per Nico. Allora, partiamo prima con questo, che è Alessio che ci scrive. Ciao Alessio, innanzitutto prego. Ieri a Del Duca Ribelle senza 7 titolari ha vinto senza problemi, bravissimi giovani under. Alessio. Sì, direi Mirko un campionato tutto nella norma per il Del Duca Ribelle fino a questo momento, no? No, forse anche meglio del previsto, da considerare che i meriti della Del Duca non vanno soltanto nei tanti gol segnati ma nei pochi gol subiti, perché
subito soltanto 3 reti se non vado errato contro un Castenaso che peraltro è un'ottima squadra, peccato per l'addetto stampa che è Marzocchi, che lo salutiamo. Ciao Ale, ciao, ti aspettiamo, prima di dicembre gli ho promesso che verrà con te, la puntata pre-natalizia. Assolutamente, e niente, comunque diciamo che la Del Duca se la gioca col Diego, saranno loro due, no? Sì, però il nostro telespettatore è molto attento, perché effettivamente con le assenze che ha in questo momento, che stanno riprendendo piano piano, ieri anche Indelicato era in panchina e quindi era quasi pronto al rientro, la classifica è molto bella. Sì, sono... 19 punti, 8 gare, 6 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Più che altro adesso la Del Duca resisterà in corso d'opera, perché forse quella più preparata è il Diego e forse anche la Marignanese che sta arrivando. Sì. Le altre vediamo. Intanto il miglior attacco, la miglior difesa del campionato. Hai fatto proprio il quadro generale è corretto. 19-3. Bene, allora... Mister, chiediamo, Allora, ho visto che il Torconca è tornato a giocare al Calvi, sarà così anche in futuro o si torna a Gabiccio Fanano? No, dovrebbe essere così, ma in teoria da inizio stagione, solo che la federazione, diciamo, non aveva fatto l'alternanza dei gironi e quindi giocavamo la stessa domenica come il Cattolica in casa. Quindi. Ti trovi bene in quel campo? Ma è stata la prima, direi di sì, è andata bene. Vedendo come hanno vinto. Quindi ti è già diventata una cabala? No, però dai, diciamo che è andata bene. Dai. Sei scaramantico? Ti do del tuo. Non tantissimo, no. No. Cerco di evitare perché poi sennò si entra in dei tunnel infiniti. C'era grande Nico, sei il numero 1, un abbraccio Aris. Ma chi lo dice? Dopo arriviamo alla promozione. C'era anche un Forza Marignanese, mercoledì. Bravo, sì. Si va a vincere, lo dico io. Ok, quelli altri sono dedicati alla prima categoria e alla promozione che leggiamo Forza Marignanese. Tra poco. Vediamo se sono arrivati anche, ci sono anche parecchi sms. Allora facciamo così. Diamo la pubblicità? No, leggiamo il prossimo turno per quanto riguarda le eccellenze e poi andiamo sulla promozione, perché qui inizia a essere tosta, te lo dico già, vai. Allora, classe Castenaso Calcio, Copparese del Duca Ribelle, Corticella Castroccaro, Diegaro Argentana, Cavaronco Tropical Coriano, Fiariccione Vadese Zola, Granamica Sampa Imola, Marignanese Medicina, Sant'Agostino Masi Voghera. Allora, leggo un po' di messaggi adesso, ne sono arrivati se vuoi. Vai. Peccato che nel servizio Sala Riccione non si vede il fallo di mano in occasione del gol dell'1-1. Io l'ho detto nel servizio, Giacomo, che forse il primo gol era propiziato da un fallo di mano. Tu che eri lì, che hai ripreso la partita, hai visto effettivamente questo che ci fa notare? Sì, l'impressione era quella, poi logicamente bisognerebbe zoomare tantissimo in quell'istante e l'azione è stata molto veloce, perché l'attaccante arrivava in corsa mentre il difensore stava cercando il rinvio. Anch'io ho avuto quell'impressione, però la sicurezza al 100% non ce l'abbiamo. Questo, se vuoi, lo puoi fare tu a Nicolas. Una domanda per Ronchi: la prossima partita giocherete contro il Granata, dove militano giocatori che conosci bene come Boni e Mastro. Quale sarà il tuo pronostico? Vabbè, il pronostico, noi col fatto che ieri abbiamo raggiunto la vetta, sarebbe fantastico provare a restarci il più possibile. Per restarci devi vincere, perché la classifica è talmente corta che devi cercare di vincere tutte le domeniche. È molto presto, noi veniamo da 4 vittorie consecutive. La squadra adesso è in salute, abbiamo recuperato qualche infortunio, di troppo. E poi per me è una partita molto sentita, perché conosco quella di domenica è una partita sentita perché conosco praticamente tutti, ho giocato per anni con l'allenatore, con Agru, e lo scorso anno gli ho fatto anche 2 gol a Granata, quindi figurati. Sono bravissimi quei ragazzi. Sono molto bravi, sono molto bravi, con molti di loro ci ho giocato, erano molto giovani quando erano lì a Cesenatico con me, e quindi dai, stanno facendo da 2 o 3 anni degli ottimi campionati. Speriamo che domenica cadano in casa contro il Verucchio. Speriamo. Allora, qui Emanuele, che salutiamo, te l'ho promesso, il bancone lo segherò prima o poi, te l'ho promesso Emanuele. Però stasera sei vestita, Massimio, quindi puoi star tranquillo, Emanuele, non mi ammazzare. Sì, stanno arrivando diversi messaggi per quanto riguarda Pietracuta Nova Fieta. Adesso affronteremo anche il derby di ieri, particolare. Un sacco di derby ieri. Tanti. Derby sono sentiti, vero Nicolas?
molto sentito. Sei pronto a leggere i risultati per quanto riguarda la promozione, così lanciamo i due servizi e sentiamo Filippo, sentiamo questo derby mi ha fatto ridere specificare. Nicola Stronchi. E quindi hai perso il filo. Sì, vabbè. Vuoi che li legga io? Facciamo leggere Nicola Stronchi. I risultati di ieri. Così lo testiamo, no? Ci aiuta già Stefano. Li sai? So tutti, li so. Allora, Bagnacavallo Cervia, 0-1. Calac. Fosso Ghiaia 2M, È un mio amico. Fosso Ghiaia 2M. Non vedo, Ah, 4-2. tu lo vedi, Vai, Chi 4-2. dovresti essere saperli tutti? So dove cazzo è conosco, il Misano ha vinto 1-0. Fosso Ghiaia 2M 4-2, Reno Vismisano 0-1, Russi Sparta Bolognese 1-1, Sant'Ermete Faenza 2-3, San Pietro in Vincoli Bellaria Igea Marina 1-0, San Pierana Gatteo 2-3, Torconca Gambettola 5-0, Visnova Feltre Pietracuta 0-4. Sono arrivati un sacco di messaggi su questa partita. Sì, dopo li leggiamo tutti. Allora, andiamo a vedere la classifica, se vuoi ti faccio respirare un attimo. Sì, c'è il Russia al primo posto, 17, però voglio dire il Torconca al secondo a 15 punti, mister. Vai direttamente sul mister, vai. Ma, Facciamo vedere la classifica. La classifica dice che è un campionato combattuto, dai. A differenza dell'anno equilibrato? scorso, sì, dove l'anno scorso c'era Del Duca e Ronco, Esatto. dove secondo me sono ancora le protagoniste nel campionato superiore, insomma, perché comunque a Diegaro c'è andata a metà squadra che era Ronco, quindi erano due signore squadre, dai. Comunque Torconca, Sparta Bolognese, Faenza 15 punti, Pietracuta, Gatteo 14, Vismisano 13, Cervia 12, San Pietro in Vincoli, Gambettola 2M, San Pierana 11, Visnova Feltre 10, Sant'Ermete 6, Reno 5, Fossoghiaia 5, Bellaria 5, Bagnacavallo 4. Bellaria è penultimo. Non glielo dire, è toccato la piaga, vai a toccare la piaga con lui. Purtroppo sì, adesso speriamo domenica. Che domenica Comunque, la riprendi, giusto? Siamo tutti Domenica col punto, Fossoghiaia, un punto, sì. 2 punti, è tutto Sì, lì. è ancora molto corta la classifica, però mi piacerebbe essere un po' più in alto, quello sicuro. Allora, io direi di sentire Filippo tra poco. Vogliamo lanciare il servizio che riguarda la sua partita, così almeno dopo analizziamo con lui questo Torconca, che è un po' la sorpresa di questo avvio di campionato. Cosa dici? Sì, andiamo a vedere la sintesi di Torconca Gambettola. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Al Carbi di Cattolica su terreno inaugurato una settimana fa dai giallorossi del Cattolica SM si sfidano Torconca e Gambettola. I primi tra le rivelazioni di questo inizio torneo vogliono continuare a stupire. Il Gambettola cerca il colpo esterno, ma di colpo esterno non si tratterà, anzi i padroni di casa danno prova di grande forza affondando l'avversario, dando una manita in fatto di colpi da ricordare ai neroverdi che superano un penalty mandando all'aria una buona prima frazione di gioco, spegnendosi nella ripresa, concedendo spazi e rigori agli avversari. Con l'immagine a cura di Paolo Arcangeli ci concentriamo sul match. L'inizio di marca ospite, Angeli lanciato in profondità da Lilai trova Franciosi a negargli la gioia dei gol. La risposta di Torconca è affidata allo scavetto cercato dalla distanza ad opera di Casoli, pallone alto. La concezione di spazi permette alle squadre di giocare a viso aperto. Barducci sfrutta al meglio uno degli spazi concessi, a Lilai non riesce a toccare il pallone che giunge comunque a Brigliadori, il quale scarica tra i guantoni di Isa. Il Torconca manovra bene la sfera e si affida alle conclusioni della distanza. Non è giornata per Mani, quando invece si gioca a terra, Bomber Pasolini trova Morelli a negargli la gioia del gol. Il numero 9 di casa si rende ancora protagonista quando Casoli da calcio piazzato lo invita alla deviazione di testa, pallone fuori. Ma si gioca ormai una porta sola e Ferrari di testa centra il legno alla destra di Morelli. È un avvertimento. Pasolini cerca gloria personale ma non è fortunato, mentre sul versante opposto Brigliadori si conquista il penalty del possibile 0-1. Angeli si presenta da dischetto ma si lascia ipnotizzare da Isa al suo terzo rigore parato in questo inizio di campionato. Nella ripresa il Torconca cambia nuovamente marcia. Pasolini ci prova da calcio piazzato ma non incide.
Incide come quando il contropiede servito da Brighi buca la retroguardia ospite per l'1-0 dei padroni di casa. Il gambettola risponde con Barducci mai pescato in fuorigioco e la volta di Brigliadori, ma la conclusione non risulta precisa né potente. Ad imitarlo dalla parte opposta ci pensa Brighi. Poco dopo il Torconca trova il raddoppio, nell'occasione viene espulso D'Altri. Dagli 11 metri Casoli firma il bis, 2-0 per il Torconca. Ci prova a tenere alta la bandiera per gli ospiti Ambrosini, ma Issa risponde presente. Il gambettola commette un'altra ingenuità, altro rigore procurato a favore dei padroni di casa, questa volta da dischetto va Brighi per il 3-0. Il poker poco dopo sembra cosa fatta, Brighi smarca Pasolini che calcia in bocca a Morelli, che nell'occasione si rifugia in corner. Finale targato Michele Ferrani, piattone al centro per il 4-0 del Torconca, mentre da un'uscita fuori area di Morelli i giocatori da centrocampo inventano una pallombella beffarda che sa di manita. Finale 5-0 per il Torconca e punizione dura da digerire per il gambettola che nonostante il tentativo finale di Ambrosini non può far altro che alzare bandiera bianca di fronte allo strapotere del Torconca. Eh sì, dicevi prima appunto il fratello del giocatore famoso del Rimini, doppietta per lui, mister. Gol da Cineteca, quello da centrocampo, l'avete festeggiato a dovere, spero. Sì, si è inventato un gol lì, diciamo, l'ha visto fuori area, era il 93esimo credo, però è stato molto bravo, insomma non è facile fare un gol così. Diciamo, come dicevo un po' prima, il secondo tempo abbiamo meritato il risultato, anche se fino al 35esimo del secondo tempo stava ancora 1-0, poi il rigore per noi, espulsione per loro, ci ha aperto, diciamo, parecchi spazi dietro, anche perché poi è bello ampio il campo. È un campionato difficile questo, io ho pronosticato Pietracuta come sorpresa, ho fatto anche il vostro nome, come diceva Silvia, adesso provo un po' a stuzzicarti, secondo te avete le carte per giocarvela fino in fondo, perché no, poter sognare anche un'eccellenza? Ma, questo è il campionato che lo deve dire, sinceramente. Sicuramente io una squadra così a Torconca non l'ho mai allenata, è vero che è il terzo anno, però è il terzo anno che alleno, però insomma giocatori d'esperienza anche come quest'anno, magari anche Pasolini, Brighi, lo ricordiamo, Tombari, aver confermato Ferrani, Casoli, comunque sono giocatori importanti, e se penso a 3 anni fa quando ho iniziato avevo Casoli, Fedeli che poi ha fatto una super stagione, però avevo Paglialonga in difesa, il resto erano tutti under 20, sono under 21 insomma. Sì, è vero, è cresciuto molto il Torconca proprio anche in virtù della trasmissione che noi facciamo da 5 anni. Mi ricordo perfettamente il percorso di crescita che avete avuto voi. Senti, il Calbi può aiutare un po' a portare anche quell'entusiasmo o secondo te è un pochino troppo dispersivo per la vostra realtà? Ma sinceramente io preferisco campi più ampi, dove poter fare il proprio gioco, dove poter creare più situazioni possibili in fase offensiva. Poi è chiaro che se domenica scorsa siamo andati a Gatteo, campo piccolo, dove gli episodi ce ne sono molti di più nell'arco di una partita, rischi anche di più nonostante il dominio. In campi così magari invece creare più occasioni se hai poco la palla diventa più difficile, quindi io preferisco. Senti, in virtù anche di questo campionato che state facendo, questo inizio davvero splendido, a Cattolica proprio come città, come risponde la gente? Inizia anche un po' a informarsi sulla cosiddetta seconda squadra? Ma io penso di sì, domenica ho visto è un buon pubblico, sì, a differenza di quando giocavamo magari a Fanano o a Gabice, quindi probabilmente qualche curioso l'abbiamo stuzzicato, dai. Poi comunque siamo sempre di Cattolica, io dico. Bravo. Mister, io sono stata la detta stampa del Torconca, ci ho lasciato il cuore, sì. Saluto tutti i dirigenti, a quell'epoca c'era Mister Lilli, esatto. Me lo ricordi molto? Ma io ho giocato l'anno della promozione in eccellenza, che era il primo anno di Mister Lilli, io giocavo con lui e l'ultimo anno prima di allenare sono tornato proprio lì a Torconca per poter lavorare con Simo, perché lo trovo innanzitutto una grandissima persona. Vi sentite? Sì, ci vediamo anche al campo lì a Torconca, il figlio viene, fa la scuola calcio lì, quindi il martedì ci vediamo, si sentono due parole, le si facciamo sentono sempre, un po' come te e Mariotti, no? Durante la settimana. Meglio di così, meglio di qui arrivare per... Qui ci chiamano anche in diretta. Cambiare le dritte sul calcio Mariotti. E su di te soprattutto. Ecco, bravo. Va bene.
È arrivato il momento, Anche io Silvia. Nicola, peccato che lui i messaggi me li manda di notte, io dormo, no, invece lui... Ah, beh, questo è Dino, questo lo devo leggere. Pedini, non dimenticatevi della giovane Fia Riccione che piano piano è arrivata al quarto posto e ieri ha dato spettacolo a Castocaro. 4-1, Dino Bicchi da Riccione. No, Un assolutamente. bacione sempre Tra per te. l'altro gol di Docente, vero? Anche, ho visto delle... No? Due gol di Docente. Quelli sono giocatori, no? Un po' come Pasolini. Beh, Pasolini, tanta roba, Uno meglio dell'altro. Non saprei chi sia. Ad ora sei un gol? 3. 3 gol. Dio mio, non gli portare sfiga a sto ragazzo. A quanto vuoi arrivare? Ma io se riesco ad arrivare in doppia cifra sono contento. Ale. Sono contento uguale. Va bene. Oh, guarda, Vinco il campionato, sono contento uguale. Purtroppo per te è un bellissimo messaggio, ma arriva da un uomo e non da una donna. Però fa sempre Peccato, piacere. Ti va bene. aspetto per il ritorno. Chissà, magari quest'anno ce la lottiamo fino alla fine. Occhio alla classifica marcatori. PS in TV non sei male. Bel ragazzo. Forza Morciano. Questo è il grande Drago, Riccardo Dragoni. Porca miseria. Se non andava però meglio. Dai. Grande Drago. Dopo leggiamo lì, qui ci sta riempendo la chat. Fra un po' preparati che... Ma quanto è bello Giacomo Alpini, ragione, guarda, ce l'abbiamo solo. Comunque ve la giocate Giacomo Alpini con la stronchia. No, questo è bravo, si mette la maglia bianca perché vuol far vedere che è andato a Ibiza. Ha ragione. Hai ragione, bravo. Pedini, sei pronta prima di leggere gli altri messaggi? Il signore che ci chiede sempre della colonnella, ti prometto che prima o poi ti rispondo, perché io sono rimasto all'epoca in cui li seguivo che c'era Paternò come dirigente e Antonio Bianchi in panchina. Poi Antonio ha salutato, che è un amico, visto che ha ritrovato panchina. Ti darò qualche informazione in più, te l'ho promesso, mi fa piacere che ci scrivi sempre, anzi grazie. Allora andiamo a vedere il prossimo servizio per quel che concerne la promozione, che siamo arrivati. La sintesi di Nova Feltre e Pietracuta. Dopo leggeremo tutti i messaggi. Starter Green dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. Un derby sentitissimo quello in scena a Mazzola di Sant'Arcangelo tra Nova Feltre e Pietracuta, pubblico delle grandi occasioni, colorato di bandiere rosso-blu e giallo-blu sventolate da gruppi formati da giovani tifosi che saranno protagonisti forse anche troppo in alcune colorate esternazioni. I padroni di casa protestano per una direzione arbitrale non esule da colpe su alcune decisioni come l'espulsione al proprio allenatore Mugellesi, apparsa incomprensibile. Il Pietracuta d'altro canto vince perché dimostra la propria forza e un momento positivo che prosegue con alle porte il recupero con Reno che potrebbe lanciare la squadra di Fregnani al secondo posto in gradatoria, cosa non scontata se si pensa che l'obiettivo rimane una tranquilla salvezza. Nel Nova Feltre debutta l'ultimo arrivato, il difensore Mosconi, ma veniamo alle immagini del match, gara che vede in avvio questo brivido con il pallone recuperato dalle Ardini. La prima azione vera però porta alla firma di Fratti, colpo di testa, botta sicura con una paratona sulla linea di porta ad opera di Battani. Gli ospiti vanno vicini al gol con la punizione di Enchisi che viene sporcata dalla barriera e di conseguenza centra il legno superiore della porta difesa da Battani. A tossi di testa non riesce più vincente. Battani viene chiamato nuovamente in causa su una nuova punizione di Enchisi che questa volta giunge a destinazione in bocca al portiere. L'ultimo arrivo in casa gialloblu, Mosconi deve sventare così questo pericolo, ma da conseguente corner il Pietracuta passa. Passaggio corto a cercare Fratti, tiro a giro indirizzato nell'angolo lontano di Battani per l'1-0 del Pietracuta. In tribuna sventano le bandiere rosso-blu. Il Nova Feltre ha la forza di rispondere già nell'immediato, qui il tentativo a cura di Gori è debole, mentre la punizione affidata a Muratori si alza sopra la porta difesa dagli Ardini. Sull'altro fronte Bruma ha servito a rete e centra il secondo legno di giornata. Gli animi si accendono, Capitan Rinaldi riceve un secondo giallo per una spinta all'avversario. Nova Feltre ha dunque in 10 unità. Squadra riposa sullo 0-1. Nella ripresa il Pietracuta di Laga, Fratti all'ottavo centra la doppietta personale direttamente da calcio piazzato. Iniziano le invenzioni del direttore di gara, qui assoluto protagonista nella ammonizione e nella successiva espulsione al tecnico del Nova Feltre a Mugellesi.
A questo punto il Pietracuta prende il largo e Inchisi in contropiede centra il terzo linea di giornata. Sulla ribattuta Fratti indovina l'angolo vincente trovando il tris. Il Nuova Fete risponde con la punizione di Narducci deviati in corner dall'ottimo Leardini, ma sul versante opposto il Pietracuta ottiene addirittura la doppia superiorità numerica per l'espulsione rimediata a Paolo Gori per un fallo su Fratti. Della punizione se ne occupa sempre Bomber Fratti con la sfera deviata in corner. Nei minuti finali gli ospiti arrivano al poker. In contropiede scontro tra Fabbri e Batani. L'arbitro non ha dubbi, decreta il penalty che Tomasini sigla per lo 0-4 finale. La punizione di Bargellini serve solo per i titoli di coda. Un match giocato a senso unico in fatto di occasioni da parte del Pietracuta, con una Nuova Fete orfano di diversi titolari ma che si dimostra troppo nervoso. Allora, iniziamo a leggere un po' di messaggi inerenti per questa partita. Sempre forza Pietracuta, voglio vedere se qualcuno dice che Nuova Fete ha perso per colpa dell'arbitro. Vuoi rispondere tu? Ma io, vedendo il servizio, direi che il Pietracuta la vittoria l'ha meritata. Che dopo ci siano degli episodi che possono aver inciso sul risultato più o meno ampio, però alla fine penso che la vittoria sia più che lecita del Pietracuta. Non so a quale episodio fa riferimento questi reclami da parte del Nuova Feltria, ma a mio avviso grossi errori non li ho visti. Allora, vediamo gli altri messaggi, che ce ne sono parecchi. 11 Leoni, riferimento sempre al Pietracuta, poi stanno arrivando queste per Ronchi. Allora andiamo a vedere, mercoledì tutti a comunale, questo no, ecco qui. Così. Ok, il Nuova Fete è stato caricato troppo in maniera nervosa e non può la squadra perdere il suo capitano e allenatore per questo motivo. Bella squadra messa in campo da Mugellesi, che fino a quando è rimasto in 11 in campo non ha certo sfigurato con il Pietracuta, anzi una nota all'allenatore di Nuova Fete che con una squadra rimasta in 10 si fa espellere e non aiuta più i propri ragazzi. Sì, allora noi per quanto riguarda il servizio abbiamo, credo, fatto un servizio perfetto, nel senso che abbiamo dato merito, e se avete sentito bene l'audio, alla vittoria del Pietracuta, perché non c'è stata, a mio modo di vedere, a livello di azioni partita. In Nuova Fete, come ho concluso il servizio, l'ho visto abbastanza nervoso. Poi c'è stata, come ho detto nel servizio, qualche episodio che è arrivato negativo dalla tribuna, e mi riferisco a tutte e due le parti. Qualche episodio arrivato negativo dalla panchina, abbiamo già parlato di mister Mugellesi, come avete scritto qui nei nostri messaggi. Qualche episodio in campo dove le recrimini che sono arrivate alle nostre mail o comunque alla nostra trasmissione non erano inerenti ai protagonisti in campo, più ad alcune decisioni arbitrali che non sono piaciute alla squadra di casa. Ma questo, da quello che ho capito io, anzi da quello che è stato detto chiaramente, il Nuova Fete non si riferiva assolutamente alla vittoria, che è stata meritata e riconosciuta anche attraverso i loro social. Ci sono stati un po' di problemi, mi dicono oggi, anche prima della nostra puntata, che molti ragazzi su Instagram si sono istigati a vicenda, però lì noi ovviamente non possiamo mettere becco. Su Facebook se ci sono delle litigate altrettanto, quindi sono cose insomma vostre e rimangono vostre, ecco, questo è quello che possiamo dire in trasmissione. Preferisco parlare più di calcio, prego. Sicuramente, però stiamo parlando di un derby molto sentito, quindi è logico che magari si è carichi un po' troppo per cercare di sopperire alcune lacune, però stiamo sempre parlando di una partita di calcio, quindi alla fine deve concludersi dopo il triplice fischio finale. Mi trovo assolutamente d'accordo, è un derby molto sentito tra le due ma l'abbiamo visto, anche le tifoserie, perché tanto tutti i commenti che ci sono stati letti, quindi sicuramente ci sono dei trascichi che magari bisogna cercare di attuire e cercare di limitare, però stiamo sempre parlando di un derby e quindi una partita più sentita di altre. Mi trovo assolutamente d'accordo. Allora, prima di andare al prossimo turno, se lo vuoi leggere tu, questo è per il nostro amico Ciro Ronchi, lo chiamo. Oltre a Trombino, anche Ciro Ronchi, sei diventato un giocatore di esperienza, preciso c'è la faccina che ride. Il tuo amico Tossi. Il tuo amico Tossi. Grande. Per Ronchi, hai mai valutato l'idea di andare in America a giocare col tuo amicone Guagno? Ci manca solo quella, aggiungo io, no? Ci vogliono delle basi, io non so neanche l'inglese. Anche delle basi. Anche delle basi.
faccio fatica. Lo impari, che non ti preoccupare. Saluto Tozzi comunque, Nico, grande. Ok, qui arriva un'altra appunto, un altro messaggio, questa volta non su WhatsApp, un SMS. Buonasera a tutti, terza sconfitta casalinga su 4 partite, sarà solo una coincidenza, ma il fatto di non poter giocare sul proprio campo sta influendo molto la classifica della Vis Nova Feltria. Fai bene a mandare questo messaggio, lo chiedevo proprio alla dirigenza se appunto fosse anche un caso giocare al Mazzola in un terreno più grande, in uno stadio dove i ragazzi comunque, calcola anche questo, che sono la prima volta che fanno, i ragazzi di Nova Feltria, la prima volta che fanno un torneo importante come la promozione romagnola e si trovano a giocare anche su un campo esterno, però si è scelto appunto Sant'Arcangelo come sede perché è la zona più vicina a Nova Feltria per non andare altrove, e questo dovrebbe rimanere questo campo fino alla fine di ottobre, ci dicono. Qualora dovessero un po' ritardare i lavori a Secchiano si potrebbe tornare a giocare a metà novembre, quindi auguriamo a Nova Feltria appunto di ritrovare al più presto il proprio campo. Ti aggiungo io, non si è fermato, fatti coraggio, il Rimini di partita ne ha vinto solo una, c'è un campo che è inguardabile, quindi è vero, non so se avete visto la polemica anche sul Neri, che era stato già motivo di discussione l'anno scorso a maggio. Tra l'altro vi dai un assist perché dico ai nostri amici, tra poco rimanete con noi, tutto in Sport Up su Rimini Calcio. Andiamo a vedere il prossimo turno, poi pubblicità e prima categoria. Sì, vado veloce così diamo la pubblicità. Cervia Vis Nova Feltria, 2M Sparta Bolognese, Faenza Torconca, mister? Siete lì, pari merito. Bella partita, andate a Faenza, Gambetto la Russi, Gatteo Bagnacavallo, Bellaria Fosso Ghiaia, Pietracuta San Pietrinvincoli, Reno Sant'Ermete, Vismisano San Pierana. Sì, ricordiamo che poi tra l'altro do una curiosità ai tifosi del Nova Feltria e del Cervia. Cervia e Nova Feltria sarà anticipata sabato e si giocherà allo stadio di Milano Marittima alle ore 18:30, vado a memoria, però aspettate che la comunicazione ufficiale appunto vi sia data dal club sulle rispettive pagine social, Facebook eccetera eccetera. Ok, vi ho già anticipato questo. Prima di andare in pubblicità, perdonami, una domanda per Mirko. Il Faenza non è che zitta alla fine frega anche i russi? Semmai le ravennate. Il Faenza ha più o meno la rosa dell'anno scorso, ha fatto qualche piccolissimo cambiamento, è una squadra diciamo consolidata. L'anno scorso diciamo che è retrocessa più per forse per inesperienza della rosa che per altro. Io credo che sia una squadra preparata per la promozione, anche se ritengo che, a parte il Torconca che può essere sicuramente un'incomoda, però temo che il campionato sia sponda ravennata in questa stagione, con Russi, Faenza sicuramente che possono, soprattutto Russi, che ieri insomma ha fatto un po' fatica, ma lo Sparta è una buona squadra. Bello anche questo messaggio perché arriva proprio da Russi. Salutiamo lo spettatore in ascolto, sono un tifoso dei Russi, devo dire che ieri lo Sparta Castel Bolognese mi ha molto impressionato, è la squadra migliore vista al Bucci quest'anno. Posso dire una cosa, la scorsa settimana hanno ripreso i colleghi Nova Feltria Sparta Castel Bolognese, non mi ha entusiasmato molto in casa, però tu dimmi qualcosa in più che la conosci meglio di me. Lo Sparta che insomma, conoscete poco anche perché l'anno scorso era nel C. Ecco, bravo. È una squadra che anche l'anno scorso sul piano del gioco piaceva molto, è una squadra che subiva anche pochi gol ed è stata comunque in zona playoff fino alla fine, quindi una squadra che comunque non è assolutamente da sottovalutare. Non credo abbia le possibilità per la serie di categoria, però è una squadra fastidiosa, una squadra rognosa, è comunque una squadra che comunque gioca al calcio, però ti concede anche poco, quindi poi ovviamente può capitare la partita ovviamente dove non riesce a esprimere il gioco, ma anche per merito dell'avversario. Mister, voi l'avete incontrata? Sì, in casa loro ci abbiamo pareggiato 1-1, comunque un'ottima squadra, sì, molto equilibrata, esprime un buon gioco, poi hanno un campo ancora più dispersivo di quello di Cattolica. Una bellissima struttura anche. Sì, poi dopo lì la palla, se sta 1-0 per loro, si fa fatica anche a recuperarla. Bravo. Infatti abbiamo fatto un secondo tempo, penso il tempo effettivo sia stato 12-13 minuti, pochissimo. Allora, io direi adesso di fermarci per 3 minuti e mezzo dando la linea alla pubblicità.
A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, padiglione 3, stand M53 e N52. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto.
Allora, buonasera, in un 11 Pietracuta si chiama Evaristi, non Sancissi, indubbiamente il migliore in campo, forza Pietracuta, grazie, rispondo io, a voi bellissima trasmissione, grazie a lei e poi andiamo avanti con la promozione marchigiana, risultati e classifiche con il nostro Stefano Aspetta, Papini. scusa Daniele, non ricordiamo che mercoledì Pietracuta deve recuperare Adesso ti dico anche dove, adesso fammi leggere con Silvia la promozione marchigiana e poi arriviamo anche a dire quella lì. È Vai. casa tua però la promozione marchigiana. Vuoi Potremmo che farla la leggo leggere io? al mister che è di Fano, La perché ho leggo io. scoperto che il mister del Torconca è di Fano. Poi mi dice casa mia, Nuova Fetia è provincia di Rimini. Era in provincia di Rimini. Cerchiamo di cambiarti l'indirizzo visto che dopo se no da Nuova Feltria. Biagio Nazzaro Passatempese 3-0, Gabice Gradara Urbino 1-1, Ilario Barbara Lorenzini Mondolfo 2-4, Moie Vallesina Camerano 2-1, Olimpia Marzocca Cantiano 0-1, Simana Filotranese 0-0, Osimo Stazione Vigor Castelfidardo 2-2, Villa San Martino Valfoglia 1-2. Andiamo a vedere la classifica sempre con il nostro Stefano Papini. Vigor Castelfidardo al comando a quota 13, seguono Valfoglia, Osimo Stazione 12, Urbino 11, Mondolfo 10, Villa San Martino 9, Filotranese, Biagio Nazzaro, Moie Vallesino, Cantiano Calcio 8 punti, Gabice Gradara 6, Ilario Barbara Lorenzini, Passatempese 5, Osimana 4, Camerano 3, Olimpia Marzocca 2 punti. Allora, andiamo a vedere Subito la sintesi del Gabice Gradara visto Urbino. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. A distanza di qualche giorno dopo l'affronto in Coppa Italia, Gabice Gradara e Urbino tornano a sfidarsi a campi inversi. Soddisfatti i rossoblù della vittoria di Coppa, cercano i primi 3 punti a domicilio di questa stagione in campionato. L'Urbino invece da neopromossa cerca di continuare a sorprendere. Il Gabice Gradara in maglia bianca si fa vedere con Bastianoni a cui non riesce lo scavetto nel superare l'attento Ottavi. L'Urbino risponde con un tentativo dalla distanza che porta la firma del suo numero 10 Casalnuovo. Gli ospiti insistono con il tentativo di Damiani che chiama al volo plastico celato, scatto copertina per lui. Dalla bandierina però l'Urbino passa, traversone di Pagnoni per la deviazione vincente sotto misura di Damiani per l'1-0 ospite. Il Gabice Gradara prova subito a rispondere con questo colpo di testa dell'ultimo arrivato Donati, l'ex marinanese manda il pallone di un nulla sul fondo. Il Gabice Gradara cerca il pareggio con insistenza ma la deviazione vincente non riesce. L'Urbino invece con Salifu porta a passo palle avversari, pallone al centro per la botta sicura di Casalnuovo, provvidenziale da brividi la deviazione del difensore del Gabice Gradara davanti alla propria porta. Ad inizio ripresa proprio Casalnuovo chiama la presa a terra celato, mentre dall'altra parte con azione insistita Donati va a prendersi questo calcio di rigore. Anno nuovo, ritornello vecchio. Vegliò dal dischetto si lascia neutralizzare la propria conclusione. L'azione prosegue, la partita allora diviene ancora più avvincente, all'Urbino non riesce di mettere in ghiaccio il match, allora dall'altra parte Gabice Gradara recrimina per un doppio rigore non concesso che porta nella stessa azione al pareggio finale a cura di Bastianoni. 1-1 e ristabilita dunque la parità in campo. L'Urbino non ci sta, Salvifo appoggia subito per Filippini, traversone al centro, incornata che sbatte sopra il linea superiore della porta difesa al celato, forse il pallone viene toccato proprio dal portiere rossoblù, Damiani fuori gioco scaraventa successivamente tra i guanti di celato il pallone del possibile 2-1. Ottavi dall'altra parte è costretto ad uscire onde evitare pericoli maggiori, mentre poco dopo il Gabice Gradara manca clamorosamente l'appuntamento con la rete. L'Urbino non rimane a guardare ma la punizione viene sventata da celato. L'ultimo affondo parte dal piede di Bastianoni, traversone al centro. Vegliò risulta bravo nell'anticipo ma non fortunato nel trovare la porta. Al Maggi termina 1-1 la gara tra Gabice Gradara e Urbino. Hanno una sfortuna dal dischetto che dura dallo scorso anno, come ho detto nel servizio. Anno nuovo però, rito vecchio è sempre. Purtroppo sono costati la prima vittoria che sarebbe stata veramente manna dal cielo, perché in questo momento è vero che la classifica del Gabice non è così drammatica, però 2 punti in più avrebbero fatto comodo e ha cominciato a staccare la zona più pericolosa. Peccato perché la prestazione c'è stata, poi visto che mercoledì scorso era riuscita anche a ribaltare la partita di Coppa e quindi a qualificarsi, ma aspettavo
aspettato forse qualcosa in più a livello di risultato. Lo dicevo anche al Presidente in settimana, è un momento un po' così particolare, si è alzato tantissimo il livello tecnico qui in questa promozione marchigiana di questa stagione rispetto allo scorso anno, anche le neopromosse si stanno facendo tutte valere. Lo scorso anno mi ricordo che coloro che erano in difficoltà rimasero in difficoltà fino alla fine. Quest'anno lo stesso Urbino è quarto in classifica. Mamma mia. Mister, lo segui come campionato? Beh sì, ho tanti ex compagni di squadra, allenatori, ex allenatori, quindi sì, lo seguo. È un bel campionato, tra l'altro, molto bello. Va bene Silvia, allora io direi andiamo a vedere il prossimo turno e poi ti lascio a te la parola per leggere la prima categoria. Lo leggo io questo Vai. e poi tu leggi la prima categoria. Allora, Cantiano Calcio Osimo Stazione, Filotranese, Gabice Gradara, altra esterna a Filotrano, certamente non facile per il rossoblù. Urbino Camerano, Mondolfo Villa San Martino, Olimpia Marzocca, Usimana, Passatempesi, Ilario Barbara Lorenzini, Valfoglia, Biagio Nazzaro, Vigor, Castelfidardo, Moie, Vallesina. Adesso dalla promozione marchigiana ci spostiamo in prima categoria perché abbiamo anche due servizi da vedere, ma prima risultati e classifica con la nostra Silvia. Allora, Roncofreddo, Perticara 2-0, Morciano, Alta Valconca 3-2, Polisportiva Sala Riccione 3-3, San Vittore Delfini Rimini 1-2, Sportoricciolo Asar Accademia Calcio 2-1, Stella Granata 3-2, Verucchio Athletic Poggio 2-0, Villamarina Mondaino 2-0. Bella vittoria anche qui del Bella, Villamarina. assolutamente sì, e vedremo tra poco le immagini, cara Silvia, la classifica, così la facciamo gustare anche a Nicola. Allora, al primo posto Polisportiva Sale Verucchia pari merito con 13 punti, Sportoricciolo 12, San Vittore Morciano 11, Granata Mondaino 10, Delfini Rimini, Stella, Alta Valconca, Villamarina 7, Riccione e Roncofreddo 5, Asar Accademia Calcio e Perticara 4 e Athletic Poggio 3. Mamma mia, che campionato, sta facendo molta fatica l'Athletic Poggio. Leggo subito questo messaggio, chiedo scusa, è un'amica nuova, Elisa di Perticara. Ciao Eli, ci vedremo sicuramente domenica per riprendere la partita. Allora, volevo far sapere a tutti i ragazzi di Perticara e a mister Ostolani che i vostri tifosi saranno sempre in tribuna per voi. Forza Perticara sempre, Eli. Ciao Eli, hai fatto bene appunto a mandare questo messaggio, sappiamo che è un periodo un po' difficile per il Perticara, però quantomeno la prestazione a livello anche di gioco c'è, vedendo anche le ultime due partite che ho ripreso in casa. Tocca trovare un po' quella fortuna e quella continuità, soprattutto nel cercare di fare punti sia in casa che anche fuori casa. Per il momento il Perticara fuori casa non riesce a far punti, quello è un po' il dramma. Prego. Nico, qual è il risultato che ti ha stupito di più? Il risultato che mi ha stupito di più ieri? Beh, sicuramente il Villamarina che aveva 3-4 titolarissimi indisponibili fuori, che ha vinto in casa 2-0, mi ha sorpreso anche ieri. Me, sicuramente non mi ha sorpreso il fatto che il Granata abbia perso in casa dello Stella, che giocano in quel sintetico, è una squadra comunque d'esperienza che l'anno scorso ha cambiato poco rispetto all'anno scorso, che è retrocessa se non sbaglio ai play-out di promozione, quindi è una squadra che sicuramente anche a noi darà del filo da torcere. La squadra che temi di più? Io adesso ne ho affrontate solamente 6, sicuramente il Morciano, la prima è stata l'unica sconfitta che abbiamo fatto la prima giornata di campionato là da loro, ho visto una bella squadra, sicuramente davanti i vari Gravina, Dragoni, hanno delle ottime qualità individuali e tutto, però faccio fatica, adesso come adesso il Sala mi dicono tutti che giochi un buon calcio. Poi ce lo può dire che giochi un buon calcio, e lo stesso Granata, che sono 2 anni che comunque arriva là davanti. Per me è un campionato che non si decide di certo adesso, ma da febbraio in avanti, che avrà più benzina di arrivare in fondo. Hai nominato il Sala, adesso abbiamo la sintesi di Sala Visriccione, ma prima, scusami, dimmi un po' quel messaggio. È arrivato un messaggio, Mirko. Sì, no, un po' ne sono arrivati, però... È arrivato un messaggio a me, finalmente, sì, una lancia a favore mio. Lo leggo integralmente? Grande Nico, occhio che ti salta addosso la valletta, benissimo. Addirittura, ma vorrei dire che io e Nico siamo cresciuti insieme, come se con Comuniello cresciuto assieme, con lui cresciuto assieme, fra pochi Comuniello si è cresciuto assieme. Con Alpini? No, tra l'altro saluto la sua mamma, con cui sono molto amica. Sei cresciuta insieme anche con No, però... Adesso le cose di casa diventiamo qui, tra un po' diventa forum, a chi l'ha visto, va bene, dai. Cosa andiamo a vedere? La sintesi di Sala Visriccione. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo.
Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. La capolista Salla si ferma sul più bello. Dopo lo sprint seguito nelle prime giornate di campionato, la formazione di Bartolini impatti in casa in una partita pazzesca con Riccione, 3-3 il finale. I padroni di casa cercano da subito di premere sull'acceleratore, ma il cross di Pagan non viene sfruttato a dovere. Il Riccione ha bisogno fortemente di muovere la classifica e da calcio piazzato si rende pericoloso prima che Balducci provi successivamente a mettere paura alla porta difesa da Caprilli. Sul traversone proveniente dalla destra il Riccione però passa, Franchini di testa buca la retroguardia rosso-blu trovando l'1-0 ospite. Dalla bandierina il Sala prova a rispondere con Tacchi che è costretto a compiere un salto all'indietro per rifugiarsi in corner. Da punizione Zoffoli mette questo pallone velenoso non sfruttato da nessuno dei propri compagni. Il Riccione prova a rendersi poi pericoloso con questo sterile colpo di testa di Basile terminato al lato. Sul versante opposto il Sala reagisce come trovando i pari, forse con azione propiziata da un fallo di mano con Ferraro. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Ma addirittura i padroni di casa la ribaltano poco dopo con questo gran tiro dentro l'area di rigore a cura di Quarta. Siamo sul 2-1, neppure il tempo di festeggiare che dall'altra parte Balducci ci pensa lui a suo modo a chiudere la prima frazione di gioco trovando il gol del 2-2. Nella ripresa la capolista bussa alla porta di Tacchi, Calandrini di testa non incide, ma la partita si mostra da categoria superiore, azioni da una parte e dall'altra fino al gol che sembrerebbe mettere tutti o quasi d'accordo. La staffilata di Gasperoni ed applausi, 2-3. Il Sala cerca a questo punto il pareggio, Magnani ci prova di piede e infine di testa senza trovare gloria personale, ma a trovarle invece proprio a fotofinish e Pagliarani. Siamo sul 3-3, partita finita, manca a dirlo. Nei minuti di recupero i portieri sono ancora protagonisti, qui Tacchi sventa la grande tentativo, sul versante opposto Basile tenta la volée prima che Calandrini di testa chiuda il cerchio. 3-3 il finale e applausi da parte di tutti i presenti. Sì, ci siamo esposti anche con Giacomo e con il presidente Daniele, bisogna fare i complimenti a questa squadra perché sta giocando un ottimo calcio, potrebbe fare, come dicevo nella precedente puntata, il campionato che fece lo scorso anno il Granata. Per me non sono troppe sorprese né il Granata né il Sala, sono delle belle realtà. Faccio i complimenti anche a Nicolas per il campionato che sta facendo di Verrucchio, perché è un'altra piazza che è stata storicamente in Serie D. Realtà, speriamo che sia squadra. Anche per loro l'anno buono per giocarsi poi almeno... un ritorno di Nicolas a Verrucchio. Sì, mi fa molto piacere anche lui, ho visto anche Simone che lo salutiamo, come l'ha accolto, tutto quanto. A Verrucchio li vogliono bene ed è anche giusto esaltare questi personaggi, questi giocatori. Daniele, andiamo a vedere l'altra sintesi, Bravo. Villa Marina, Vis Mondaino, andiamo a vedere questa partita. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Villa Marina si scopre una neopromossa che in casa difficilmente lascia punti. Se alla prima derby col Granata era sfumato, la vittima sacrificale nella domenica pomeriggio si chiama Mondaino e per presentare la forza avversaria di una compagine a mio avviso tra le più attrezzate per il sogno promozione bastano due nomi, Pagnini e Crosetta. L'inizio, a cura della nostra Jenny Bronzetti, a livello di immagini non a caso è di marca ospite e proprio i due citati creano questa occasione che porta a un tiro cross insidioso, mentre Crosetta poco dopo chiama la respinta l'attento portiere di casa direttamente da calcio piazzato. Ancora Pagnini sugli scudi, tiro a giro con nuova respinta di Guerra. Bianchi e Lorenzini provano a questo punto a confezionare la risposta degli uomini di casa, ma nulla da fare. Mentre sull'alto versante il tiro di Baffioni viene respinto da Guerra, squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Mondaino ha un calo improvviso, il Villa Marina ringrazia e confeziona in gol e vantaggio con un rocambolesco pallone che sbatte anche sul corpo di Cangini. Alibrio timbra il cartellino marcatori. Lo stesso Alibrio cerca poco dopo il raddoppio ma trova il legno alla sinistra dell'estremo ospite. Bianchi però non si fa pregare, perviene al raddoppio mostrandosi ancora una volta micidiale in fatto di contropiede. Pallonetto per il 2-0 del Villa Marina e via al festival della gioia bianco-blu. Magnani a questo punto tenta la risposta ma il tiro a giro non incide. Farabegoli invece in contropiede proprio a fotofinish si divora il tris, ma davvero un Villa Marina cinico e spietato come non mai. Mondaino che dimostra forza e coraggio ma non è giornata. Sì, è vero.
Il Villamarina, rispetto al Perticara, che è l'amica di prima che ci scriveva, in casa, nonostante sia una neopromossa come il Perticara, si fa valere perché ha lasciato punti solamente a Granata, per giunta è stato raggiunto nel derby al 95esimo, però le altre 2 partite le ha vinte, tra l'altro con Riccione e appunto questa sera, ieri pomeriggio, contro un altro avversario molto ostico come il Mondaino. E andrà, adesso così leggiamo il prossimo turno, a giocare contro l'Asar Accademia Calcio. Poi ci sarà l'Athletic Poggio Alta Valconca, Delfini Rimini Morciano Calcio, bella partita. Granata Verucchio, Nicolas. Ha già detto cosa facciamo? 1 X o 2? 2. 2, va bene. Granata Verucchio, speriamo perché sennò. Mondaino Roncofreddo, Perticara Sport Ricciolo, Polisportiva Sala Stella, Riccione San Vittore. Ebbene, siamo addirittura d'arrivo, Silvia, ci vediamo tra poco anche per Sport Up, tutto sulle per parlare di un altro derby, un weekend di derby. Rimini Cesena, bravissimo. Vero Nicolas? Puttana. Andiamo a salutare, grazie a Giacomo Alpini, tu invece rimani qui perché dopo andiamo a mangiare, mi raccomando. Ciao a tutti. Filippo Vergoni, allenatore del Torconca, tieni duro. Complimenti. Mirko Mariotti, rimani qui perché dopo andiamo a mangiare anche con te. Stessa cosa. Ecco. Nicola Ronchi, grazie mille a tutti. No, Nicola Ronchi che va a mangiare domani con te. No, lo puoi dire tranquillamente. No. Va bene. A tra poco con Sport Up, grazie ancora.